Nel dicembre 2017 è stato appurato che la falda che passa sotto i miei piedi è irrimediabilmente compromessa. Dopo 40 anni di esposizione, ai FAS si sono ammalate persone di tutte le età, nonne, genitori e figli. Ad almeno 16.400 cittadini del Veneto, residenti in 10 comuni vicentini, 7 padovani e 13 veronesi, sono stati riscontrati nel sangue valori di PFAS elevati e alterazioni della pressione arteriosa o degli esami bioumorali, creatinina, acido urico, colesterolo, trigliceridi per citare i più conosciuti. Parla così il nono rapporto della Regione sul piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione dei 30 comuni veneti inquinati da PFAS. Troppi occhi si sono chiusi, troppi controlli sono stati omessi. Ora non c'è più tempo. Tuteliamo l'acqua, l'ambiente, noi stessi. Le concentrazioni nel sangue di PFAS aumentano con il passare del tempo trascorso nelle aree inquinate. Sono risultate maggiori nel sangue di adolescenti e adulti maschi dell'area rossa A rispetto alle donne. A tutti è stato suggerito e offerto gratuitamente un percorso di approfondimento di secondo livello. Abbiamo dovuto rinunciare a coltivare il nostro prezioso orto. Producevamo verdure, marmellate e conserve, convinti di nutrirci in modo sano. La scoperta dei FAS nell'acquedotto e nel nostro pozzo ci ha cambiato la vita. È terribile scoprire di esserci autoavvelenati a nostra insaputa a causa di mancati controlli delle istituzioni. Il colesterolo è il parametro con più valori fuori scala e con percentuali che aumentano con l'avanzare dell'età. I cittadini no PFAS si rivolgono nel loro ultimo video ai presidenti di tutte le regioni d'Italia. Salvaguardare l'ambiente è un nostro dovere, è un imperativo etico e morale sul quale si gioca il futuro delle nostre famiglie e dell'Italia intera. Aiutateci ad agevolare e velocizzare l'iter normativo che ponga limiti pari a 0 per tutte le sostanze inquinanti quali i FAS.